Marija Dominika se je rodila 9. maja 1837 v Mornezeju v severni Italiji, očetu Giuseppeju in mami Madaleni. Majin, kot so jo klicali domačini, je bila prva od 13 otrok, od katerih pa jih je nekaj umrlo pred dopolnjenim 1. letom starosti. Njen prvi vzgojitelj je bil oče, bil je njen učitelj branja in računanja na prste, hkrati pa tudi njen katehet. Ko je imela Majin 5 let, ga je vprašala: Oče, kaj je delal Bog, preden je ustvaril svet? Marija Dominika je o tem pripovedovala. Odgovora nisem nikoli pozabila. Takrat nisem veliko razumela, tudi ne vem, zakaj so mi te besede vedno zbujale zanimanje za Boga. Vite vera, come forte tralcio che gemme del potato, Maria Mazzarello, porti ancora frutto della vite vera che Gesù. Tu rimanesti fruttificando una vita d'amore in tutti i tuoi pensieri, in ogni tua azione e parola. Tu rimanesti in Lui e Lui in te, trasparenza del suo essere. Za Marijo Dominiko pomeni Valponaska simbol moči, trdega dela, veselega služenja in klesanja v duhovnem življenju. Bila je tako hitra pri delu, da je marsikateri moški ni dohajal. Med trtami je veliko delala in veliko molila. V duhovnem življenju je bil močno opora oče, za katerega je rekla: Koliko dolgujem svojemu očetu. Če je v meni kakšna krepost, je to zasluga mojega očeta, ki je bil res svetnik. Velik dar za vse Mornežane pa je bil tudi mladi duhovnik Pestarino. Svojo službo je nastopil z besedami: Iščem delo, toda ne v vaših vinogradih, ampak v cerkvi, v Gospodovem vinogradu. Mladi duhovnik je v Mariji Dominiki hitro odkril goreče srce. Spremljal jo je ter ji pomagal pri oblikovanju njenega živahnega temperamenta, predvsem pa pri rasti v ljubezni do Boga in bližnjega. Fruttificando slancio missionario per salvare i giovani abbandonati, poveri e soli. Come forte tralcio della vita vera, come forte tralcio che gemme del potato,
Giuseppe, ho bisogno di te. Ditemi, Don È per Pestarino. tuo fratello. Sono tutti a letto, tua cognata è alla fine. Si tratta di salvare il salvabile. Che cosa devo fare? Per quel che posso? Hanno bisogno di assistenza, di una donna forte, capace. Maria, soltanto la Maria può portare sollievo a quella povera gente. Don Pestarino, voi sapete il pericolo. Voi mi chiedete una cosa tremenda. Se dovesse prendere... Signore, no. Ho anche 5 Ho paura. bambini. Ho paura. Pensate a quella... Signore, dammi la forza. No, prenderò il male. Non ho il coraggio. Io non la mando, Don Pestarino. Ma se Maria vuole andare, non mi oppongo. Grazie. Signore, se nella vostra bontà volete concedermi ancora anni di vita, fate che io li trascorra ignorata da tutti e fuorché da voi, da tutti dimenticata. Majin se ne bo več okrepila. Doba neutrudljivega dela med trtami ter nošenja litrov vode v vedru je končana. Upanje, da bo spomladi bolje, je splavalo po vodi. Začela je iskati svojo pot v življenju. Prišlo ji je na misel, da bi začela s šivanjem. Zbirala bi deklice, jih učila šivati in moliti ter jih na tak način vzgajala. Ideja se je ob nekem nenavadnem dogodku še bolj potrdila. Zgodilo se je med sprehodom po ulici Borgo Alto. A te le affido. Allora ricordiamocelo, dobbiamo mettere l'intenzione che ogni punto d'ago sia un atto d'amor di Dio. Questo è avanzato, cosa ne faccio? È avanzato. I ritagli si devono sempre restituire al cliente. È questione di giustizia. Se non si consegnano, il diavolo se ne fa una bandiera. Mazzolin di biancospino, buon mattino, buon mattino. Buon mattino ai chiari fonti, al castagno, al forteppino. Buon mattino, a chi lavora di buon'ora. Buon mattino, Mazzolin di biancospino. Leta 1862 se je Pestarino na vlaku zapletel v pogovor z duhovnikom Janezom Boskom, ki je skupaj s svojimi salezijanci v Torinu delal zapuščeno mladino. Pestarino se je navdušil nad njegovim delom, kmalu je izpovedal za obljube in postal salezijanec. Dom Boska je večkrat obiskal. Ob enem od teh obiskov mu je ta izročil svetinici za Marijo in Petronilo ter ima napisal nekaj spodbudnih besed. Pregate pure, ma fate del bene più che potete alla gioventù. Fate tutto il possibile per impedire il peccato, fosse anche un solo peccato veniale. Don Bosco. Sveti Bosko, Don Bosko, naš Bosko, haljine su tvoje, majčino krilo. Sveti Bosko, Don Bosko, naš Bosko, ruke su tvoje, zagrlile mnoge, siromašne i izgubljene. Slavim te Mariju, pjevati ih učio, oratori za njih otvorio, zdravo Marijo, s njima izmolio. Na določeni točki gradnje se je Pestarino preselil v zavod, svojo hišo ob župnijski cerkvi pa je prepustil hčerkam Brezmadežne. Te so se sedaj dokončno razdelile na dve skupini, nekatere so ostale na svojih domovih, druge pa so se skupaj z gojenkami leta 1867 preselile v hišo Brezmadežne.
Med temi so bile Marija Dominika, Petronila, Teresa Pampuro in Giovanna Ferretino. Dominik Savio, tebe je slavio, Mihovli Rua, tvoj put nastavio, Salezijancima nauko stavio, Nenadoma pa je škofija zaradi zasebnih razlogov prepovedala, da se gradnja zavoda za dečke nadaljuje. Kaj sedaj z vsemi žrtvami ljudi, prihranki, žulji, prostovoljnim delom? Don Bosco je imel načrt. Ho ancora bisogno di lei. Ho deciso. Il capitolo salesiano è d'accordo. Ho già ottenuto l'approvazione da Roma. Fondare una congregazione femminile per l'educazione delle ragazze. Ah, è stupendo. Ma dove prenderà le educatrici? Ci vogliono educatrici, ci vogliono suore. Non ci sono a Mornese le figlie dell'Immacolata. Ma quelle fino ad ora non hanno manifestato il desiderio di farsi religiose. E poi dove le metterà? Nessuno meglio di lei sa che per una congregazione ci vuole una casa, con aule, dormitori, refettori. Questi problemi lei li conosce bene. Sì, il collegio di Mornese ha tutto questo. Il collegio? Ma Don Bosco non è per i giovani. Del nostro lavoro. Devono pagarci fino all'ultimo centesimo se pensano di togliere il collegio ai nostri ragazzi. No, da me non avevo più un chicco di grano, Don Pestarino. È lui che ci ha trattato così. Bella riconoscenza. Nemmeno più un centesimo. È tutto per la sua pia unione. Bell'esempio per 4 esaltate che osano abbandonare persino la propria casa. Don Bosco ci ha inviato le nuove regole, ma lo statuto della nostra unione non prevede l'abbandono della propria casa. Io non mi sento di seguirle. Questo vuol dire farsi suore. No, mio padre. La gente. È impossibile. L'ha scritta Don Bosco questa regola, proprio per noi. Io la seguirò. La gente ci critica, Maria. Non comprende. Ma cosa importa? La gente può dire tutto quello che vuole. La gente può togliermi tutto, ma non l'anima mia. Suor Maria Mazzarello, faccio voto di povertà, castità, obbedienza nelle mani del reverendo sacerdote Don Giovanni Bosco. Si chiameranno figlie di Maria Ausiliatrice, perché voglio che il loro istituto sia un monumento perenne di riconoscenza alla Madonna. Daj duszę drugą w ziemi, powodliwo najti Bóg. Dam ducha Ty polaśnika, Maria z Tobą wymogą. Postani kot Don Bosco, poljubisan širil svet, kot Maria Mazzarello, nje vse mlade najdi spet. Slava Ti, Gospod, izvid veselja si, hvaljeno budi Tvoje ime. Slava Ti, Gospod, Ti kralj. V zavodu je bilo 11 redovnic, 4 novinke in kup deklet. Vsakdanje življenje, ki je sledilo po prvih zaobljubah, je bilo težko. Mornežani so bili še vedno besni in nenaklonjeni novi redovni družini. Poleg zasmehovanja pa sta bila močno prisotna še uboštvo in lakota. Kadar so bile shrambe popolnoma prazne, so šle v gost po kostanj in tako vsaj malo potolažile želodec. Marija Dominika ni obupala. Verjela je, da bo Bog delo, ki ga je začel, tudi dokončal. S svojim izrazitim čutom za veselje je tudi v drugih sestrah ohranjala veselje do življenja in redovnega poklica. Mazzolin di biancospino, buon mattino, buon mattino. Buon mattino ai chiari fonti, al castagno, al forteppino. Cosa che ci chiamo? Sono Felicina. Che ti è successo? Oh, finalmente! Sei inciampata, Suor Maria. E la farina è
E così si è sporcato un po'. Oh, e per questo piangi, Sor Felicina. La farina c'è, ringraziamo il cielo, sorelle. Non c'era il condimento, ci ha pensato Sor Felicina. Vedrete. Evviva la polenta! La polenta piace a tutti, piace ai grandi e anche ai piccoli contadini. Dai e gin pulen pulen, dai e gin pulen pulen, dai e gin pulentone. Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio, nella tua grazia voglio restare, Santo Signore. Un altro anno è arrivato a pesare sulle mie spalle, caro Don Bosco, in modo che posso rendermi sempre meno utile alla nostra causa. Ma non c'è da temere. Le figlie di Maria Ausiliatrice fanno bene e fanno molto. Ora sono tutte con il nuovo abito. Ancora qualche malumore in paese, qualche incomprensione, ma nulla di male. Sanno farsi voler bene. E poi, tutta brava gente noi di Mornese. Madre Mazzarello, ora tutte volentieri la chiamano madre, lavora molto. Sempre e solo col fine della gloria di Dio e del bene delle anime. Non è mai stanca, non si lamenta mai. Anzi, con le sue trovate garbatamente spiritose e col suo buon umore rende meno duro il sacrificio. Il segreto della sua umiltà, obbedienza, carità è uno solo. Un gigantesco amor di Dio. Hai detto che è venuta tra noi una giovane di famiglia signorile. Ha bisogno di riguardi, non possiamo darle per colazione polenta fredda. Ah no? Ma io gliela scaldo, sa? No, caffè latte con zucchero. Possibilmente. Qui la faccenda si complica. Bisogna tenere testa alla situazione a qualunque costo. Lo so, Sor Maria, lo so. Senza mai scoraggiarci. Zatem je prišla Enriketa Sorbone. Kot otrok je vprašala mamo, kaj delajo sestre, in ta ji je odgovorila: odpovedujejo se svoji volji, z rešetom gredo zajemat vodo in če sestra molči ter uboga, tudi rešeto drži vodo. Ko je Enriketa stopala proti Mornezeju v želji, da postane sestra, jo je bilo strašno strah, da njeno rešeto ne bo držalo vode. Postala je srečna redovnica, za njo pa so prišle še 4 njene sestrice. Vse so postale hčerke Marije Pomočnice. – 15. maja 1874 se je Domenico Pestarino zgrudil. Ko sta sestra Marija Dominika in sestra Petronila prišli do njega, je rekel: pogum, dobre hčere, zaupajte v Gospoda. To so bile zadnje besede morneškega apostola. Star je bil 57 let. Kraj se je ovil v žalost. Morneze je izgubil neumornega delavca za duše in velikega prijatelja. Ljudje so govorili, da bo s Pestarinom umrla tudi redovna družba. Globoki žalosti Marije Dominike, ki je z njim izgubila dolgoletnega duhovnega očeta, se je pridružila še tesnoba. Kaj bo zdaj? Toda kot vedno je bila prva, ki je dvignila pogled in rekla svojim sestram: Hčere maloverne, zakaj se bojite in zakaj dvomite? Molimo in pogum. Lavoriamo per voi. La vostra opera continui le sue mani. Il buon spirito, la pietà, le vocazioni, affidiamoli a Dio, che ci ha accompagnato fin qui, e trovino risposta nel vostro zelo.
vi raccomando fedeltà alle regole. Non dimenticate lo spirito di povertà di Mornese. Vogliatevi bene. Suor Angiolina, ricordi l'allegria delle nostre polente a Roverno. Così allegri vi voglio. Siete le prime, figlie mie. Siatene fieri. Altre vi seguiranno. E Dio vi protegga. La grandeza de tu entrega, cómo hablarle a nadie de tu amistad con Dios, cómo decir que poco a poco tú lo fuiste dando todo, cómo explicarles que también fue por nosotros. Leta 1875 je iz Genove odpotovala prva salezijanska misijonska odprava. Šli so na rep Južne Amerike v Patagonijo. Odpravo je vodil vrhovni ravnatelj družbe HMP Giovanni Cagliero. Sestra Marija Dominika mu napiše pismo. Sedaj pa me poslušajte, kaj vam hočem povedati. Pripravite mi, zares veste, prostor v Ameriki. Res je, da ne znam ničesar narediti. Toda polento znam skuhati. In potem bom v pralnici pazila, da se ne bo porabilo preveč mila. Če boste želeli, se bom naučila tudi malo kuhati. Skratka, naredila bom vse, kar je v moji moči, da boste zadovoljni, da me le pustite iti. Med nami jih je toliko, ki res želijo iti. Gospod ravnatelj vedno pravi, da smo še premlade, toda zdi se mi, da smo že kar stare. Jaz sem že skoraj brez vseh zob. Imam pa še dva, ki sta strašljiva, veste. Zelo dolga sta. Veliko belih las imam. Še k sreči, da so pokriti s kapico. Da bi me prestrašili, so mi tudi rekli, da so v Ameriki takšni, ki jedo kristjane. Tega se ne bojim, saj sem tako suha, da me gotovo ne bodo hoteli pojesti. Buona assunta! Un grande giorno! No, in America! La mia frittata! Sempre e con tutti, specialmente tra voi, vogliatevi santamente bene, siate generose. Quando il cuore trova la vera carità in casa, tra sorelle e superiori, non cerca altro. Suor Angela, umiltà e pazienza, mi raccomando. Suor Giovanna, Suor Teresina, sempre allegri. Arrivederci, Suor Benedetta. Arrivederci, Suor Teresa. Siate buoni. Anche tu, Suor Angelina. Tutte. Carità. Carità. Razmere za življenje so bile v Mornezeju težke. Zaradi preostre klime je mnogo sester zbolelo ali umrlo. Don Bosco je kupil nekdani samostan v Nici Monferrato, kraju z boljšimi podnebnimi razmerami ter prometnimi povezavami. Leta 1879 je prišel trenutek, ko je bilo treba zapustiti Morneze in oditi v Nico. Za Marijo Dominiko je bil to težak trenutek. Kronika o tem pravi. V Mornezeju se je učila ljubiti Boga in mu služiti. Na pokopališču blizu cerkve so počivali Pestarino in ostale pokojne sestre, od katerih se je spominjala vsake kretnje in vsake besede. Sama pa svojo bolečino zgolj omeni v enem od pisem. Od sester že veste, da nisem več v Mornezeju, ampak sem tukaj v Nici. Vedno je potrebno delati žrtve, dokler smo na tem svetu. Delajmo jih rade in z veseljem.
Nekega dne je na vrata samostana potrkala smrt. Rekla je vrtarici, naj gre z njo. Ona pa je rekla: Ne morem, nimam nikogar, ki bi me zamenjal. Tudi sestre in gojenke so odgovarjale. Ne bo šlo, nimamo časa. Še kuharica jo je zavrnila. Nato je potrkala pri predstojnici, ta je rekla: Ne morem, toliko skupnosti moram še obiskati in toliko... Smrt pa je rekla: Ti si predstojnica in dati moraš dober zgled. Pojdiva. Gesù.